Buongiorno da Telefriuli, ben trovati in diretta al nostro appuntamento con A Voi la Linea per approfondire le principali notizie della giornata. Parleremo anche di Olimpiadi, tornando sulle vittorie, sugli ori di ieri nell'atletica, in particolare su quello di Marcel Jacobs, con un'impronta goriziana da parte del tecnico Paolo Camossi. Prima però apriamo con la campagna vaccinale, perché sono tante questa mattina le mamme che hanno accompagnato i propri figli under 18, poco più che ventenni, a fare il vaccino anti-Covid nel lab allestito all'Ente Fiera di Udine. Vediamo. Il vaccino oggi perché vuole avere il Green Pass o per un altro motivo? Nessuno dei due, sono appena uscito dal Covid e vengo a vaccinarmi. Ecco, per il pass per me sarebbe meglio, perché insomma uno entra e sa che è sano, cioè entra vaccinato, è già una cosa bella verso la società. Cosa diciamo a questi giovani che ancora un po' stentano a fare l'inoculazione? Vaccinarsi, questo è. Io farei una legge, chi non si vaccina, se prende il Covid, niente assistenza sanitaria. Ecco, c'è un'altra mamma che accompagna un ragazzo giovanissimo. Quanti anni ha suo figlio? 16 a dicembre ne compie. Ecco, come si sente? Intanto il suo figlio. Sì, no, io sono tranquilla, lui anche, abbiamo scelto insieme di fare questo passo perché mi sembra una cosa importante di responsabilità, va a scuola, fa uno sport di squadra, quindi mi sembrava giusto, corretto farlo, lui d'accordo con me, io sono già vaccinata, dopodomani l'altro figlio, un po' più piccolo, Quello di quanti è? 13, stesse ragioni ovviamente, un discorso di responsabilità. E quindi anche per andare a scuola poi tranquilli? Sì, la scuola relativamente, nel senso che insomma un po' per tutto, ma cioè non per poter fare tutto, ma proprio per un discorso di riuscire a risolvere questa situazione e essere tutti più sereni. Insomma, quello che possiamo fare è questo, ci è stato consigliato, siamo stati invitati, mi sembra una cosa corretta farlo. Con un'altra mamma ancora che ha accompagnato la figlia minore a fare il vaccino? Minore no, ha 20 anni ma solo da sola, non si fida. Allora l'ho accompagnata perché lei non sa il posto, vediamo adesso, lei è un po' agitata, speriamo che andrà tutto bene. Lei non era molto convinta, ma siccome l'ho fatto io, l'ho fatto il papà, abbiamo cercato di convincerla, appena tornata da Bologna ha fatto, perché lei è universitaria, no? È fascia giovane, eccoci deciso quindi a fare il vaccino per il Green Pass o perché è giusto farlo? Beh, grazie per la fascia giovane intanto, e non più giovanissima. No, è giusto farlo e devo farlo anche per lavoro, quindi io ho un locale pubblico e quindi dovrò diciamo, mantenere quello che è stato richiesto anche dal governo, quindi è giusto farlo, ma anche direi che per lavorare è fondamentale adesso. Il locale pubblico, cosa dicono i clienti del Green Pass? Sono pareri molto discordanti e tante persone mi hanno risposto che sicuramente non me lo faranno vedere perché non sono un pubblico ufficiale e quindi non sono tenuti a farmi vedere nessun Green Pass. C'è anche qualcuno che non si farà vaccinare, quindi sarà un problema insomma, per i prossimi mesi sicuramente. C'è una mamma che accompagna la figlia minore? Sì, diciamo che io ho chiesto comunque se lei voleva farlo prima. Lei mi ha detto subito sì e quindi abbiamo deciso di farlo, sì, senza problemi. La fascia dei giovani è quella più esposta adesso, c'è paura di prenderla anche perché il marito, come mi diceva, o lei avete comunque avuto il Covid? Sì, l'abbiamo avuto io, mia figlia, mio figlio, quindi l'abbiamo avuto tutti in famiglia, a parte lui che era vaccinato sin da subito e quindi non l'ha preso. Sì, per cui sarà stato un caso, non lo so, però sinceramente lo facciamo per la sicurezza nostra, degli altri, e siamo convinti di farlo, sicuramente. Eccoci, appena fatto il vaccino una mamma che ha accompagnato il figlio. Com'è andata signora? Era preoccupata? No, assolutamente, no, è già il secondo richiamo, non c'è stato nessun problema col primo e non ci aspettiamo nessun problema neanche col secondo. Ecco, quanti anni ha suo figlio? 20, una scelta molto consapevole, insomma, e condivisa da tutta la famiglia. Adesso potrei avere il Green Pass, ti rassicura?
Sì, sì, certamente, perché è una cosa che dovrebbero fare in molti, tutti probabilmente. I tuoi amici cosa ne pensano? I miei amici sono tutti d'accordo, la maggior parte, anche perché ho una cerchia di persone con l'università, sicuramente in ambito scientifico, tutti molto a favore del vaccino e alcuni sono un po' incerti sugli effetti a lungo termine, ma alla fine tutti lo fanno, quindi va bene così. Poco fa, all'ora di pranzo italiana, nella serata di Tokyo, la consegna della medaglia d'oro alla Marcel Jacobs, colui che ha vinto la gara dei 100 metri olimpica. Ieri sera mandando letteralmente in delirio l'Italia dell'atletica e non solo. Dietro il successo di Jacobs c'è il lavoro del goriziano Paolo Camossi, che è stato campione mondiale indoor di salto triplo e che ora può festeggiare con Jacobs questa vittoria olimpica. Lo abbiamo raggiunto proprio pochi istanti prima della premiazione, ci ha raccontato di quello che ha detto Jacobs poco prima della gara e di quanto insomma sperava e credeva in questa vittoria. Oggi in pullman con Marcel mi giro, lo guardo e gli dico: senti Marcel, ma tu cosa senti, cosa provi? Lui si gira, mi guarda e mi dice niente. E gli dico: porca miseria, anch'io, è un problema? E fa: no, non, sappiamo di aver fatto una cosa pazzesca, sappiamo che Marcel è entrato nell'immortalità sportiva, vincere i 100 metri alle Olimpiadi è qualcosa di incredibile, però non abbiamo addosso quell'entusiasmo che sappiamo c'è in Italia, questa pazzia, follia per i 100 metri, per i salti in alto, per l'atletica che è contagiosa, ci stanno dicendo, però qui siamo in questa bolla e quindi è tutto normale, a parte le persone che ti fermano. Ovviamente potete immaginare come l'uomo più veloce del mondo in questo momento fa 2 passi e si ferma perché tutti vogliono fare il selfie con lui, quindi questo è quello che avvertiamo, però realmente non abbiamo ancora preso coscienza forse di quello che è successo. Dopo quest'inverno, la vittoria ai campionati europei indoor, abbiamo capito che avremmo potuto correre una finale da protagonisti. Protagonisti vuol dire farsi notare e magari provare a raccogliere qualcosa, ma avere una forma di certezza di medaglia non ce l'hai mai. Quando siamo arrivati qua in Giappone, dopo aver fatto le famose 2 gare della Diamond League, dove Marcel è arrivato secondo e terzo con gli altri, ci siamo resi conto che non c'era niente di meno rispetto agli altri, a parte un americano che sembrava più forte di tutti. Quando siamo arrivati qua la solfa è cambiata, Marcel si è trasformato, Marcel in pista giocava, si scaldava, ballava, era come se fosse nel giardino di casa sua e ha preso man mano sempre più forza e forza dall'atmosfera che si vive qua, che è pazzesca. E poi ovviamente la semifinale è stata incredibile, il record europeo ha dato ancora più forza e quando si è presentato sui blocchi della finale mi ha confessato dopo che l'idea era: rincorretemi perché io parte vado, e così alla fine è stata. Quando io ho accompagnato Marcel sul percorso della pista, della Corrum, mi è arrivato un messaggio, non so ancora da chi, un messaggio di una foto scattata di dei riferimenti che hanno preso nella semifinale, e da questi riferimenti Marcel era più veloce degli altri di 1 chilometro all'ora. Al che gli dico: Marcel, ma cosa fa l'uomo più veloce al mondo quando va alle Olimpiadi? E lui mi guarda dubbioso e gli dico: hai 1 chilometro all'ora di vantaggio sugli altri, l'uomo più veloce al mondo va e vince l'Olimpiade. E lui l'ha fatto, è stato pazzesco, è stata una corsa di 9 secondi 80 pazzesca. Devo dire la più bella che ha fatto, ma non perché ha vinto, tecnicamente è la corsa più bella che ha fatto. È più bello, è più bello. Me ne sono accorto agli europei quando Marcel ha vinto i campionati europei indoor,
Marcel mi ha preso in giro per non so quanti giorni dicendomi no piangi, perché per me è stata un calo di tensione terribile. È stato pazzesco perché da allenatore tu vivi due emozioni mescolate insieme. Da atleta l'emozione è singola, egoistica. Da allenatore sono due sogni che si sommano e hanno una potenza incredibile come emozione, quindi è molto più bello vivere una vittoria da allenatore perché è più coinvolgente, perlomeno per la mia esperienza che le ho vissute tutte e due. Noi ci rivediamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Ben ritrovati, sempre in diretta con la seconda parte di questo primo appuntamento settimanale con A voi la linea. Parliamo di Civibank che dopo la trasformazione in SPA punta all'aumento di capitale di 50 milioni di euro. La campagna per le adesioni da parte dei soci è partita oggi. Vediamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Cividale nella sede della Civibank dove si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dei progetti appunto della stessa banca. Sono con la presidente della Civibank Michela Del Piero e accanto a me c'è anche il direttore generale Mario Crosta. Intanto parliamo di progetti partendo proprio dal fatto della volontà di aumentare il capitale sociale di 50 milioni di euro. E sappiamo che la banca appunto si è trasformata in SPA di recente, adesso il prossimo obiettivo o uno degli obiettivi è proprio questo. Sì, è un'operazione complessa, composita, partita dalla trasformazione, sapete, vi ricordate, in aprile e oggi partiamo con l'aumento di capitale sociale, quindi ultima tappa dal 2 agosto al 14 settembre, 50 milioni di aumento di capitale sociale rivolto in primis ai nostri soci. Ecco, che tra l'altro già hanno cominciato a manifestare interesse proprio oggi agli sportelli. Stamattina, prima ancora del lancio, che avveniva a mezzogiorno, si sono già presentati alcuni soci allo sportello a chiedere informazione. Questo per noi è un bel segno perché l'auspicio è che molti vogliano così percorrere assieme a noi questa strada di crescita che insomma, la banca ha iniziato qualche anno fa e sta portando avanti con successo. Ecco, e proprio con l'aumento di capitale vi potrete permettere di continuare a mantenere chiaramente i finanziamenti che state effettuando adesso ed eventualmente a implementarli alle aziende del territorio. Voi operate non solamente qui in Friuli Venezia Giulia ma anche nell'Italia nord-orientale. Certo, nord-est è la nostra area, soprattutto nasciamo e insomma il nostro core è in Friuli Venezia Giulia, però da parecchi anni siamo presenti anche in Veneto e ultimamente abbiamo ampliato la nostra presenza. L'idea è di abbracciare un po' tutto il nord-est, quindi Trentino e anche una parte dell'Emilia Romagna, insomma, quindi queste sono le nostre ambizioni. E tra l'altro andrete proprio prossimamente ad inaugurare nuovi sportelli, uno in particolare a Padova prossimamente. Montebelluna l'abbiamo inaugurato un mese fa e il prossimo sarà a Padova, quindi procediamo nonostante il periodo, ma abbiamo deciso di procedere secondo il nostro piano di sviluppo. Insomma, questo aumento di capitale sociale ci aiuterà a fare questo, ci renderà ancora più forti dal punto di vista della solidità patrimoniale, anche se i nostri indici sono molto buoni, ci consentirà di erogare sempre più finanziamenti ai nostri cittadini e alle nostre imprese e anche di affrontare una serie di investimenti in tema di digitalizzazione che renderà la nostra banca, senza stravolgerla perché la nostra è una banca del territorio per cui non vuole diventare assolutamente asettica e digitale, ma soprattutto in tema di organizzazione del lavoro può aiutare moltissimo a renderci più efficaci. Ecco, c'è l'interessamento, perlomeno forse ci sono delle manifestazioni di interesse anche da parte di gruppi importanti per aderire a questa operazione. Sì, come ho detto, l'auspicio è che l'aumento di capitale sociale sia sottoscritto dai soci attuali. Nell'ipotesi
immagino molto realistica, che non sia tutto sottoscritto dagli stessi, l'idea di individuare imprenditori del nord-est, istituzioni del nord-est che insieme a noi credono in questo progetto. Insomma, la volontà è di individuare una serie di soggetti per cui continuare, diciamo, in questa frammentazione del capitale sociale e su questo, insomma, stiamo trovando parecchi riscontri. Dal vostro osservatorio, la situazione post-Covid in questa zona, ecco, come stanno le aziende? Aziende che fanno riferimento a voi o che vi chiedono aiuto? Ma devo dire che noi per adesso vediamo una situazione positiva. I bilanci 2020 chiusi sono stati buoni. Sicuramente c'è stata molta riorganizzazione da parte delle aziende che hanno saputo in tempo reale affrontare tutta una serie di saving in materia di costi e quindi sono riuscite a performare bene ugualmente. Nello stesso tempo anche, soprattutto nel 2021, sono ricresciuti i mutui casa, per cui anche le famiglie hanno ripreso fiducia e sono venuti a chiederci appunto un aiuto per questi nuovi progetti di vita, e questo è il sintomo più bello di una rinascita complessiva. Ecco, la vostra caratteristica è quella di mantenere la testa e i piedi, almeno è stato detto così in conferenza stampa, qui sul territorio appunto del Friuli Venezia Giulia e quindi anche nel nord-est, ma soprattutto qui. Quindi le vostre prossime operazioni in questo senso. Già abbiamo visto nella campagna pubblicitaria che c'è la partecipazione di imprenditori e di persone che sono già legate a voi. Ma sì, la campagna è molto bella, la vedrete, ma è fatta, diciamo, assieme a tutti i nostri stakeholders, che quindi vuol dire imprenditori, famiglie, ma associazioni del territorio con cui noi collaboriamo da tanto tempo, soprattutto sportive. Appunto la campagna vede la presenza della Barcolana, della GSA, Basket, insomma, ma siamo presenti in tutte le manifestazioni che caratterizzano questa regione, per cui il leitmotiv di tutto questo, dall'aumento della trasformazione all'aumento di capitale sociale, è sempre quella della radicalità territoriale, e qui intendiamo stare, non intendiamo muoverci e soprattutto avere la testa qui, come si diceva prima, su questo assolutamente. Poi è evidente che l'area del nord-est è un'area interessante nel suo complesso, per cui il fatto di andare a incrementare l'attività nella regione vicina o nelle regioni vicine alla fine porta beneficio anche alla Friuli Venezia Giulia, insomma, per cui crediamo di fare cosa buona anche per il nostro territorio. Ecco, con il direttore chiudiamo con alcuni dati che riguardano proprio il territorio, l'interesse da parte delle aziende, se c'è un incremento anche di richieste, come sottolineava la Presidente, da parte dei cittadini, mutui, depositi. Sì, c'è l'interesse e la banca registra una crescita tanto nell'attività tradizionale, che significa i risparmi delle imprese, i risparmi dei cittadini, quanto anche nell'attività di prestito, di concessione di credito. Difatti il secondo trimestre dell'anno è stato il miglior trimestre di tutto il triennio, perché c'è stata una crescita delle erogazioni che ha raggiunto quasi il 40%. Tutti i dati della banca sono in crescita relativi al semestre, perché, come dicevo un attimo fa, cresce tanto l'attività tradizionale, per cui l'intermediazione del risparmio, ma crescono anche i numeri sulle attività più innovative, quali i fondi di investimento, le polizze assicurative, la prestazione di servizi a tutto tondo. Per cui è una banca che, oltre a fare banca in modo tradizionale, sta sempre più facendo attività legata al mondo della digitalizzazione, ad un modo moderno di fare banca, mantenendo, come si diceva prima, testa e piedi nel territorio, facendo in modo che la finanza, il far banca, sia a servizio dell'economia reale, quindi imprese e famiglie del territorio. Bene, ringraziamo anche il direttore generale di Civibank Mario Crosta, ringraziamo la Presidente Michela Del Piero, ringrazio Tiziano Campigotto per le riprese, e qui da Civibank Cividale è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie Isabella Gregorato. Chiudiamo con quella che è l'ultima fatica letteraria di Maria Renata Sasso, ex insegnante e scrittrice di Palmanova, che durante il lockdown ha scritto una nuova serie di racconti, di storie, questa volta ambientate nell'ex Jugoslavia. Il libro si intitola I miei Balcani e sarà presentato per la prima volta il 5 agosto prossimo a Romans di Sonzo alle 18:30. Di dove sei, Andrea? Sono stata strappata 10 anni da Sarajevo. Sono vissuta 3 anni in Istria, altri 4 in Sicilia. Vivo a Udine da 20 anni. Di dove sono? Non so cosa rispondere. Questo è l'esergo del racconto intitolato Quasi un diario, a 2 voci e in 2 tempi, che racconta il ritorno di Andrea nella sua città natale, Sarajevo, da cui era fuggita quando aveva soltanto 10 anni, il giorno prima che iniziasse l'assedio della città da parte dei suoi aggressori. I miei Balcani è l'ultima mia raccolta di racconti, edita anche questa da Gilgamesh Edizioni, ed è diversa dalla precedente perché contiene solo 3 storie unite fra loro da alcuni fili conduttori. Innanzitutto l'ambientazione, ovviamente, e le 3 storie avvengono in 3 parti ben precise della penisola balcanica. Poi per il punto di vista della narrazione, che viene svolto in prima persona dalla narratrice, il mio alter ego chiamato Nora. Il terzo filo conduttore è il senso di precarietà che emerge dalle 3 storie, una precarietà determinata dalla guerra nella prima e nella terza storia, mentre dagli elementi naturali nella seconda. Quello che mi è piaciuto mettere in risalto è soprattutto l'intensità del rapporto che si è creata fra questa viaggiatrice ideale, questa Nora, e i suoi interlocutori, interlocutori che hanno vissuto delle storie particolarmente drammatiche e quindi con i quali si è instaurato un vero e proprio rapporto, direi di amicizia, di confidenza. La viaggiatrice incontra 2 persone che sono all'epoca dei fatti erano diversi per età, per condizione, ma che entrambe hanno sofferto per le conseguenze del conflitto sulla loro pelle e anche sui loro destini, che ovviamente sono completamente cambiati da quelli immaginati o sognati prima del conflitto, dell'inizio del conflitto. Queste terre sono terre che la viaggiatrice cerca di comprendere, di cogliere l'essenza, soprattutto non solo delle persone ma anche delle città. Mostar nel primo racconto e Sarajevo nell'ultimo, 2 città bellissime che sono state volutamente distrutte, danneggiate soprattutto nei loro simboli che erano più cari alle popolazioni che le abitavano. Il Ponte Vecchio a Mostar, di cui ci parla Emir, il protagonista di Blitz a Mostar, e la Biblioteca Nazionale a Sarajevo, che era una parte importante della città in cui è vissuta Andrea da bambina, l'altra protagonista del racconto. Sono terre bellissime che però ancora non hanno raggiunto un vero equilibrio democratico, ormai sono diventati tutti stati indipendenti, sganciati fra di loro, ma una vera democrazia, una vera tranquillità sembra non essere stata raggiunta quasi in nessuno di questi posti. È la prima volta per voi a Mostar? Sì, peccato. Prima della guerra questa città era speciale, magica, non solo per me che ci sono nato e cresciuto, ma per tutti quelli che avevano la fortuna di conoscerla, per amore dei viaggi o per affari. Sarà difficile riuscire a farvela immaginare com'era, ma ci proverò. Se sarò bravo, riuscirete a vedere con la mente la Mostar perduta, cancellando le macerie che ora colpiscono i vostri occhi.
Se sarete contenti, vi porterò a mangiare le nostre specialità e poi mi darete quel che il cuore vi dice. Il libro l'ho scritto durante il lockdown, ovviamente, perché ho trovato il racconto anche una forma di narrativa che si adattava al mio stato d'animo in quel momento. La prima presentazione avverrà giovedì 5 agosto alle 18:30 presso il Centro Culturale di Romance di Sonzo e mi presenteranno, saranno con me a dialogare il giornalista del TG della RAI Walter Scherk e Renzo Furlano, l'ideatore e curatore del Festival Dialoghi. E per l'edizione di oggi è tutto, a voi la linea torna domani alle 12:45, grazie per averci seguito e buon pomeriggio, arrivederci.